La cosa che lascia esterrefatti è che questi gentiluomini che sono entrati e hanno praticamente svaligiato tutto quello che potevano svaligiare, siano entrati poi in un orario che oscilla tra le 15 e le 16. Questo significa per loro avere il controllo totale del territorio. Il furto in casa proprio non se lo aspettava. Del resto ha acquistato e ristrutturato questa palazzina di Via Montello lasciando una villa con grande giardino a Lancenigo, proprio perché con la famiglia non si sentiva più sicuro. Si aspettava una cosa di questo genere di sabato pomeriggio? No, soprattutto in centro a Treviso, diciamo, perché la via Montello a tutti gli effetti, soprattutto poi sabato che è una giornata di mercato, è una via trafficatissima, piena di gente e poi come può ben evincere dalla proprietà che ho, siamo circondati da case, da condomini, da vicini. Nessuno però ha visto nulla della banda che ha atteso l'uscita dei proprietari per far man bassa di tutto. Mi sono assentato tutto il pomeriggio per questioni di lavoro, sono rientrato alle ore 20 e la casa praticamente era completamente devastata. Un bottino di decine di migliaia di euro solo in orologi da collezione, che fanno supporre un furto su commissione. Ma quello che pesa di più è la sicurezza violata. In questa città ci sono almeno 5 organi tra polizia, questura, guardia di finanza, carabinieri, polizia provinciale e quant'altro. È possibile che una città che è meno di un rione di una città come Milano non possa essere tenuta sotto controllo?